Siamo con Antonio Bressa, segretario cittadino del PD di Padova, e parliamo del Consiglio regionale che si è espresso contrario rispetto alla presa di posizione di Bitonci sul nuovo ospedale di Padova, e il PD afferma, insomma, cerchiamo di trovare una posizione condivisa. Sì, esatto, perché la mozione che è stata approvata in Consiglio regionale è una mozione che ribadisce la volontà della Regione di costruire un nuovo ospedale su una sede diversa rispetto a quella attuale, e quindi dimostra che Bitonci sta continuando a proporre una soluzione che in realtà non è accettata dalla Regione, che è l'ente che è competente. Quindi nella misura in cui si va a ostacolare o a offrire una soluzione che non è accolta dalla Regione che è l'ente competente, in qualche modo si impedisce del tutto, la possibilità di trovare una soluzione. Massimo Bitonci, secondo voi, ormai si trova in un vicolo cieco? Esatto, io ho asserito proprio questo. Bitonci sta portando la città in un vicolo cieco sulla questione del nuovo ospedale, perché è evidente che quella soluzione non può essere accolta dalla Regione. Allora quello che chiediamo noi come Partito Democratico di Padova è che Bitonci esca da questa posizione di rigidità, perché il rischio che corriamo è che la Regione trovi altri interlocutori, altri comuni dove fare l'ospedale. Sarebbe una grave perdita per la città di Padova non avere più l'ospedale. C'è un'apertura quindi da parte del Partito Democratico? Ma più che altro noi lanciamo un allarme. L'atteggiamento di Bitonci rischia di compromettere una potenzialità importantissima per la città, e quindi di fronte a tutti i cittadini chiediamo che esca da questa situazione di rigidità, da questa posizione di rigidità, e si apra al confronto con la Regione, con le altre forze politiche, con tutti gli interlocutori, per trovare una soluzione nell'interesse dei cittadini. Quello che sta facendo oggi non è nell'interesse dei cittadini, perché può compromettere il progetto.